Quella di San Fantine è una delle più piccole insule che compongono Venezia. Situata al centro del sestiere di San Marco, deve il suo nome alla chiesa fondata nel X secolo. Alla fine del XVIII secolo si decide di costruire un teatro che in breve diventerà uno dei più prestigiosi al mondo. L'edificio, segnato da 2 incendi e successive ricostruzioni, ha origine con il progetto di Giannantonio Selva del 1792. La conformazione dell'edificio e l'organizzazione degli spazi interni risente fortemente del contesto urbano. L'interazione tra la storia dell'architettura e le digital humanities permette di mettere in luce queste interazioni. La facciata neoclassica del teatro contribuisce a monumentalizzare il campo di San Fantine, insieme ai prospetti della chiesa e della sede dell'Ateneo Veneto. Gli spazi interni progettati da Selva si susseguono in un percorso monumentale. Il foyer è il punto di ritrovo per il pubblico prima degli spettacoli, durante gli intervalli e al termine delle rappresentazioni. Al piano superiore, le 5 sale apollinee accolgono gli spettatori durante le pause e ospitano concerti di musica da camera, cerimonie e conferenze. La sala e la torre scenica costituiscono il cuore pulsante dell'edificio. Nel corso dell'ultima campagna di ricostruzione, completata nel 2004 dopo l'incendio del 1996, al manufatto storico è stata aggiunta la sala prove dedicata ad Aldo Rossi. La sala si ispira alle facciate della Basilica Palladiana di Vicenza. Il teatro, in realtà, era già stato devastato da un altro incendio, scoppiato il 13 dicembre 1836. Nella notte del 29 gennaio 1996, un secondo devastante incendio distrusse l'intero teatro, risparmiando solo i muri esterni. In ognuna di queste 2 ricostruzioni è sempre stata conservata in gran parte la planimetria del teatro progettato da Selva. I teatri costruiti alla fine del Settecento, come la Scala di Piermarini a Milano, si distinguevano per la loro forma compatta e regolare. Nel progettare il suo teatro, però, Giannantonio Selva dovette adattarsi alla forma dell'area in cui, nel 1536, la Scuola Grande di San Rocco aveva costruito un vasto complesso residenziale. Con la demolizione delle case realizzata per fare posto al teatro, si liberò un lotto dalla forma irregolare che Selva utilizzò per progettare un edificio dalla forma complessa ma di grande efficienza funzionale. Le modifiche nelle 2 successive ricostruzioni riguardano l'aggiornamento funzionale e gli impianti. L'ala nord è stata ampliata per gli uffici amministrativi e un deposito per le scenografie. Nell'ala sud è stata costruita la sala Aldo Rossi. Nel 1936 Eugenio Miozzi ha sopralzato la torre scenica, migliorando le potenzialità tecniche del teatro. Si è proceduto alla modifica della disposizione del tetto del foyer. È stato aggiunto un volume d'ingresso laterale, creando un collegamento tra la sala e il campo. Infine è stato costruito un ponte, oggi dedicato a Maria Callas, che agevola l'accesso pedonale all'ex ingresso principale. Il Gran Teatro La Fenice di Venezia incarna nella sua forma complessa ma perfettamente integrata con il contesto urbano l'anima di Venezia, capace di modernizzarsi continuamente, rinnovando la sua identità.